Raccontaci un po' chi sei. Ciao, io sono Alessia, ho 27 anni e sono una lavoratrice del settore culturale, direi, non faccio solo quello, ovviamente ho tantissime altre passioni. Diciamo che la mia vita è divisa in due grandi parti, la prima ovviamente è quella del settore culturale dove lavoro e poi sono anche insegnante di ginnastica artistica, quindi ho queste due grandi passioni, ma diciamo a tempo pieno lavoro per un'azienda del settore culturale che si occupa di cultura, diciamo a 360 gradi. È un'azienda molto grande che ha in mano in appalto tantissimi servizi che sono per esempio musei, biblioteche, biglietterie, la didattica museale, sviluppo di progetti in turismo e io in particolare mi occupo di due parti, cioè la parte turistica e la parte museale. E in cosa consiste la tua giornata tipo? Allora, io in particolare, diciamo a tempo pieno gestisco un ufficio turistico, ossia uno IAT, che IAT è una sigla che sta per Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica, quindi per far capire sono gli uffici in cui tu quando arrivi in una città, vai a chiedere informazioni, la mappa, cosa si fa, dove si mangia, gli eventi. Ecco, io sono uno IAT, mi identifico con questo IAT, ecco. E poi lavoro nei musei come educatrice didattico-museale, quindi mi occupo della parte educativa, okay, nei vari musei appunto della provincia, quindi generalmente queste sono le mie 2 i miei 2 grandi ruoli. E ovviamente la mia giornata tipica cambia rispetto a che ruolo ho nella giornata. E nell'ufficio turistico, semplicemente io sono uno sportello aperto al pubblico, e accolgo turisti, residenti, chiunque arrivi nella parte diciamo di front office, okay. Nella parte di back office invece gestisco tutta la parte di comunicazione e promozione online, per la città per cui lavoro, quindi diciamo ho la parte sia di front office che back office, quindi diciamo sono molto variabili le mie giornate a seconda di chi arriva, cosa devo fare. La parte di back office, gestisco la comunicazione di eventi, quindi online, quindi lavoro con, non so, siti web della regione, della provincia, più locali, con portali turistici, lavoro nei social, quindi faccio tante cose, ecco. Nella parte invece di didattica museale, la mia giornata tipo è, beh, dipende ovviamente da con chi lavoro, okay, quindi se sono scuole c'è la parte di accoglienza, la parte di laboratorio, la parte di spiegazione, e soprattutto dipende se sono all'interno del museo o se sono in trasferta al di fuori del museo, capita spesso magari che vado anche in scuole oppure in progetti. Quindi ecco, direi che non ho una vera e propria giornata tipo, ma dipende da cosa devo fare, ecco, in quella giornata, sì. Tante cose anche molto diverse, nel senso si Sì, parte dal turista straniero, certo, turista italiano, adulto, bambino, assolutamente sì. giovane, Sì, sì, persona sì. più curiosa, meno curiosa. E entriamo magari un po' più nello specifico. Okay. Come si gestisce un turista straniero rispetto a un italiano, rispetto a una scuola? Raccontaci un po' Okay. quali sono le differenze magari principali che vedi nella quotidianità? Allora, partiamo dal fatto che la cosa in comune di tutti è che sanno che stanno parlando con una persona del settore culturale, quindi loro arrivano e hanno già delle domande. Parlo di turisti ovviamente. Turista straniero, parte da chiedendo di cosa può fare e dove può andare e, ovviamente l'approccio cambia anche dalla lingua che utilizzi. Quindi ovviamente se molte volte ho a che fare con turisti tedeschi che sanno l'italiano e quindi lì è anche simpatica l'interazione perché cercano sempre comunque di avere la comunicazione in italiano interessante. O dal turista per esempio che non sa l'italiano, quindi di conseguenza bisogna mentalmente switchare la lingua tra inglese o francese per esempio. Sì, quindi diciamo il turista che allora io ho notato che da più distante arriva il turista, le informazioni che chiedono sono più generiche. Ovviamente c'è il turista che arriva dall'America, chiede cos'è questa città, cosa c'è da vedere, quindi le macro aree, mentre il turista che magari è anche residente, che arriva dalla città di fianco, sa già cosa c'è di più specifico e generico, quindi chiede qualcosa
di più Verticale, sì, diciamo. esatto, ecco. Quindi questa diciamo per la parte turistica, mentre per la parte diciamo più, legata al settore museale, quindi mi capita, come dicevo prima, sia di lavorare con scuole, ma, diciamo il target che ho sono veramente variabili, quindi da scuole a anziani a disabili, quindi ho veramente anche con aziende tante volte private lavoro, quindi il gruppo aziendale che arriva e io gestisco la visita guidata. Ovviamente dipende, okay. Uhm, come si gestisce? Semplicemente la prima cosa che faccio è mi identifico, cioè dico chi sono e qual è il mio ruolo perché, cioè io in quel momento rappresento il museo, okay, quindi io sono Alessia, rappresento il museo e poi a seconda dell'età, cioè gestisci un po', empatizzi in modo diverso con l'utente, ecco, sì, ovviamente con anche devi cambiare anche il linguaggio ovviamente perché è, molto differente parlare con un bambino di 4 anni che con un adolescente di 16 anni. Quindi secondo me, quello che bisogna fare è cercare di empatizzare e capire chi sei in quel momento e con chi sei. Ecco, E una curiosità magari sì, più mia. vai. Hai o avete all'interno dell'azienda dei programmi, delle linee guida, il modo di accogliere piuttosto del modo di gestire una cosa o vi viene lasciata molta libertà nel fare le cose? Ti direi di no, nel senso che, dato che la figura io ovviamente parlo della figura dell'educatore museale, molto spesso non ha un percorso, diciamo, universitario specifico o comunque, arriviamo da tante discipline diverse e da tanti background diversi. Io direi che dipende molto dalla sensibilità della persona, cioè non c'è una linea guida specifica. L'educatore museale sa cosa deve fare, cioè l'accoglienza, insomma appunto cambiare il linguaggio, eccetera. E direi che soprattutto dipende anche dalla disciplina che stai spiegando. Cioè ovviamente io mi occupo del settore artistico, quindi ho una tipologia di linguaggio da utilizzare, lavoro anche con tanti per esempio educatori museali che sono archeologi, ecco, oppure, naturalisti, quindi si occupano di scienze naturali, quindi l'approccio è molto diverso. Per esempio l'approccio con le scienze naturali è più magari più pratico, okay, quindi più cioè, gli viene permesso di toccare, di fare, quello invece artistico ovviamente sei in un contesto museale, quindi più protetto, magari devi cercare di, abbattere quella barriera che molte volte magari il bambino percepisce quando entra in un museo, okay, nel museo ti dicono: "Non toccare", okay, quindi lì devi cercare di avvicinarti, ecco, il pubblico, ma non direi che c'è una linea guida specifica. La linea guida, io direi che si costruisce nel momento in cui hai un pubblico, un target o comunque lavori con un gruppo che ha dei bisogni particolari. Mi viene per esempio in mente l'anziano, che ovviamente c'ha un approccio diverso, o con la disabilità. Ovviamente lì sì, si cerca appunto di dare, al gruppo di educatori vengono date delle linee guida, quello sì, ecco. Tu prevalentemente con quale gruppo, con quale settore ti piacerebbe essere magari più presente rispetto a magari altri? Cioè c'è un qualcosa che ti senti più affine a te stessa? Beh, ma a me piace tantissimo lavorare con le scuole, mi piace proprio tanto, proprio il contesto della gita, cioè i bambini che vengono in gita, quindi so ovviamente ci siamo tutti passati, quindi sai quanto è bello andare in gita, quindi mi piace rendere speciale quel momento. E poi mi piace tanto lavorare con le disabilità, perché ho fatto tanti progetti, che utilizzavano l'arte come mezzo di inclusione sociale, quindi mi piace particolarmente quando queste 2 realtà entrano in contatto. Quindi capita molto spesso che lavoro con gruppi misti di cooperative sociali, per esempio, e scuole. Mi piace mescolare queste 2 realtà perché non dovrebbero essere distanti, cioè l'inclusione mi piace utilizzare l'arte come inclusione. Ecco, questo sì, mi piacerebbe fare più progetti, rispetto a questo. E questi progetti sostanzialmente ci sono delle terzi parti che ve li affidano, siete voi che ve le costruite, è un po' un insieme, un passaparola, ci sono dei fondi? Come funzionano solitamente? Direi un po' di tutto, cioè dipende dal museo, dipende dalla mission del museo, perché ogni museo ovviamente ha una mission. Molte volte sono le scuole stesse che vengono e richiedono, molte volte sono progetti da esterni che cercano di mettere in contatto realtà territoriali, quindi direi un mix di tutto, ecco, sì. Poi ovviamente ogni museo offre, cioè diciamo all'inizio dell'anno scolastico si crea un'offerta formativa e culturale che viene distribuita alle scuole, okay, in molti musei si fa così e quindi è il museo magari che anche propone, questa tipologia di progetti o, progetti più specifici che
sono legati al programma scolastico, ecco, quindi c'è un enorme lavoro di progettazione alla base, sì. E come movimento, avete parecchio movimento, c'è tanto lavoro, siete in un momento di difficoltà? Com'è il vostro scenario in questo momento? Io lavorando in diversi musei, vedo che diciamo il filo conduttore è la stagionalità, cioè, come per il turismo ovviamente, ci sono dei momenti in cui c'è tantissimo flusso sia di turisti, sia anche di scuole ovviamente, e ci sono dei periodi in cui ce n'è meno. Non direi che sia in difficoltà, direi che le scuole sono in difficoltà nel portare i bambini al museo. Cioè, partiamo per esempio da una problematica base è il costo dell'autobus. Quindi i musei che per esempio non sono in centro città magari riscontrano più difficoltà perché non c'è la possibilità di arrivare se non facendo pagare appunto la quota alle famiglie. Quindi molte volte la problematica che vedo nei musei in cui lavoro che non sono in centro è proprio la difficoltà del mezzo di trasporto per arrivare, ecco. Quindi magari se pre-Covid c'erano più fondi, c'era più possibilità di far arrivare, adesso ce n'è un po' meno. E sì, soprattutto ho visto anche differenza pre-Covid e post-Covid. I musei stanno pian pianino ripartendo, ecco. Le persone anche post-Covid sono cambiate, hanno delle esigenze diverse? Avete notato delle differenze anche sul turista, sulla scuola? In modo personale ti risponderei di sì. Allora, sul turista, ho notato proprio lavorando in diversi uffici turistici che il turista adesso, passando tanto tempo online, okay, e tanto in modo molto più digitalizzato e soprattutto adesso ovviamente non so se c'è nesso, ecco, ma, cerca più la parte esperienziale, cioè nel momento in cui io arrivo, okay, sono in primo luogo già informato, perché ho già cercato tutto online e quindi adesso cerca la parte più umana e esperienziale, quindi io ho notato questo. Mentre per la parte delle scuole, non so se ci sia nesso in modo specifico con pre e post Covid, però, i bambini hanno bisogno tantissimo di stare insieme e quindi e anche di fare cose diverse dalla quotidianità, quindi vedo che, la gita, okay, e il luogo museale sono proprio spazi dove i bambini si sentono a loro agio nello stare insieme, nel fare qualcosa di diverso, okay, anche nel toccare con mano, nell'osservare, nel vedere. Poi, adesso, i musei che tendono a essere più digitali, okay, come parlavo prima, tendono a eliminare quella barriera dove il museo è un contenitore che espone oggetti, ma un museo come luogo partecipativo, quindi le persone hanno bisogno di entrare nel museo e toccare, okay, quindi col digitale e col fatto che col Covid si è utilizzato molto di più ovviamente il digitale, le persone si sentono più a loro agio di poter toccare, sperimentare e far parte di un'esperienza e non solo di una visita, asettica, ecco, sì. E secondo te per avvicinare le generazioni adesso, del Certo. futuro, che vanno diciamo verso questa iper mega digitalizzazione, questo potrebbe essere un buon approccio? Beh sì, sicuramente, sicuramente. Io per esempio lavoro in un museo che è quasi completamente digitalizzato, c'è stata proprio fatta un'installazione recente nel 2018 dove, sono proprio delle installazioni digitali dove il visitatore, okay, e in primis il bambino, perché sai al bambino piace toccare, ecco, viene invitato ad utilizzare per scoprire il museo, cioè parte delle installazioni sono proprio il museo stesso. Oppure per esempio ci sono, non so, per esempio in questo museo dove lavoro c'è la parte di, la creazione di una stanza che simula, un'esperienza, per esempio quello del bombardamento della prima guerra mondiale, quindi la parte esperienza cioè il digitale utilizzato per l'esperienza, quello sì sicuramente, con le nuove generazioni ovviamente funziona tantissimo. In più c'è la parte tutta, diciamo, di digitalizzazione del patrimonio e della possibilità di fruire il patrimonio anche da casa. Ecco, questo durante il Covid è stato importantissimo, ci son tanti musei, in Italia, ma anche in Europa, che hanno digitalizzato il patrimonio o creato dei programmi online proprio per permettere alle scuole, al visitatore che è a casa di fruire della collezione anche da casa. Quindi c'è tutta questa parte della digitalizzazione che è importantissima sicuramente, ecco. Per non parlare della parte dell'inclusione dell'accessibilità al patrimonio attraverso il digitale, ecco. Sì, comunque con le nuove generazioni è necessario utilizzare il digitale, ecco, sì. Anche per svecchiare il concetto del museo, cioè il museo
non è più un contenitore, cioè deve essere un luogo partecipativo, quindi la tecnologia in questo aiuta sicuramente, proprio perché i bambini sono bombardati dalle immagini, a loro piace, ok? Quindi ecco, svecchia il museo sicuramente. Il patrimonio, che lo hai usato spesso in quest'ultimo frasi, è una cosa che sentono, è una cosa di cui non gliene può fregare di meno. Ehm, come la vedi tu? Intanto un turista che arriva da me, quindi arriva da me proprio come sportello di accoglienza turistica, è un turista già informato e interessato, okay, quindi direi che, sì, un turista, straniero arriva in Italia per vedere il patrimonio, ovviamente. Quindi come dicevo prima, il discorso era distanza geografica, quindi più si è distanti, più si vuole vedere il generico, ecco. Quindi sì, poi noi in Italia abbiamo un patrimonio culturale immenso, vastissimo, dove ogni città, potrebbe veramente, costruire sedi museali, siti archeologici, siti sì, di patrimonio culturale, ecco. E poi direi la parte più paradossale è il fatto che molto spesso noi turisti italiani tendiamo ad allontanarci dalla nostra città, cioè dal nostro luogo per andare a visitare, quando molte volte succede che il patrimonio, proprio di dove viviamo è, stratificato, è immenso, ecco. Quindi molte volte mi capita avere residenti che arrivano per la prima volta al museo e dicono: io sono da qui vicino, non l'ho mai visto", perché molto spesso per i ponti parto, vado via, quindi ecco ci sarebbe più necessità di vedere quello che c'è vicino, proprio anche perché, cioè il patrimonio culturale racconta di noi, cioè è nostro, cioè è della comunità, quindi, ecco direi questo. Avete riscontrato, avete visto che ci sono magari delle possibilità o delle tecniche per riuscire ad avere più appunto persone locali, come dici tu, che dicono, boh, ho il museo a 10 minuti da casa, ma non ci vado perché è più bello andare a farsi, tra virgolette, la gita fuori porta o Certo. in un'altra zona. Avete idea di come poter riuscire a pescare da queste zone? Beh, mi viene in mente così su due piedi una cosa molto semplice e banale è biglietto ridotto per residenti. Okay, nel momento in cui io residente, vivo, nella città X, ho il biglietto ridotto o gratuito addirittura per i residenti, lì vedo che mi arriva più gente ovviamente, okay, e ovviamente c'è da fare una promozione mirata sul territorio, ecco. Quello così su due piedi mi verrebbe in mente questo. Poi tante volte arrivano famiglie o parenti di bambini che vengono in gita ovviamente nel museo locale, che non conoscevano la realtà. Nel momento in cui il bambino arriva e va a casa e racconta alla famiglia quello che ha visto, mi ritorna, non so, il nonno o lo zio che dice: non avevo mai visto, ma mio nipote è venuto qui, mi ha raccontato che c'è e esiste." Quindi anche il passaparola ovviamente funziona, cioè è semplice ma efficace. Tornando un attimo all'aspetto economico, Sì. biglietto ridotto, biglietto gratuito, benissimo, Mh-mh. però comunque a livello di costi, a livello di introiti per un museo, penso possa essere, diciamo, una nota negativa, no? Perché comunque Mh. tu percepisci meno denaro. E come si sovvenziona un museo? Cioè, a parte il classico turista che viene, paga il biglietto, entra nel Mh-mh. museo e si fa la visita guidata, ci sono altre, diciamo, forme di remunerazione per un museo? Diciamo che i musei, in generale il settore culturale potrei dire, lavora sia con fondi, quindi provinciali, regionali, statali, che anche tanti fondi europei, quindi appunto si fa application al bando, o proprio il museo fa application appunto a un bando, magari non so, di fondi europei, e poi c'è tutta la grandissima parte di sponsor, quindi sponsor privati, quindi un'azienda privata che vuole, sì, se vuole cioè non vuole investire, vuole sostenere la cultura e quindi, appunto finanzia il museo. Ecco, direi che queste sono le 2 principali fonti, oltre la parte di biglietteria e di introito dall'utente, perché, cioè un museo che è in centro a Venezia ovviamente ha grandi flussi, di conseguenza ha un grande introito dal turista, dal visitatore. Un museo che vive appunto in una località più piccola magari i flussi sono meno consistenti, quindi deve più fare affidamento a quella parte di sponsor e di fondi, ecco. Gli sponsor che sostengono il museo sono fondamentali per riuscire a Beh sì, portare avanti, certo. diciamo, Sì, sì.
l'attività. Certo, sicuramente sì, sia la parte di fondi che di sponsor, entrambi, sì. Qualche aneddoto simpatico, divertente, con qualche turista, con qualche bambino, con qualcuno che ti è capitato che ricordi con interesse o divertimento? Mi capita spesso, dato che il mio sportello, il mio yacht, nella parola cioè il nome è Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica, io dico sempre che io sono Google, cioè nel senso mi arrivano spesso turisti, visitatori che mi chiedono le domande più incredibili. Allora mi capita spesso, mi chiedono per esempio dov'è l'INPS, sempre, ogni giorno almeno una persona, cioè io pur essendo dentro un museo e essendo un turista, dov'è l'INPS? Tutti i giorni arrivano signori che mi parlano della loro gioventù, ma cioè è la parte che mi piace di più del mio lavoro, cioè il contatto col pubblico, ecco. E poi coi bambini, cioè ce ne sono talmente tanti che non so, non mi viene in mente nulla di specifico adesso su due piedi, però coi bambini è sempre una scoperta, sì, sì, sì. Voi, persone che lavorate all'interno di appunto queste strutture qui, come vi gestiscono l'orario di lavorativo? Cioè avete un orario abbastanza flessibile, fate 12 ore riposate, fate 4 ore, poi ne fate 15, Mh-mh. sabati, Certo. domeniche, notti, come vi gestiscono? Allora, la risposta è: dipende dal ruolo che hai. Cioè, allora di base quasi tutte le persone che lavorano nel settore turistico e culturale i weekend lavoriamo, ovviamente weekend e festivi lavoriamo, ecco. Gli orari allora, per esempio chi è in front office dipende dagli orari di apertura del museo, quindi si creano i tu la cioè c'è una turnazione, ecco. Mentre per la parte, diciamo, della didattica, cioè ci si mette preventivamente d'accordo con la scuola e poi solitamente il tempo che si ha come educatore museale è molto breve, cioè si va a lavorare anche a volte per 1 ora solo, 1 ora e mezza. Quindi, devi essere molto, molto, molto flessibile. Poi ovviamente c'è tutta la parte anche degli eventi serali, perché il museo appunto non è solo museo stesso, ma c'è tutta la parte dell'affitto stanze, gli eventi, quindi si è ingaggiati per la sera. C'è la parte anche per esempio tra poco iniziano i centri estivi, quindi il museo è chiuso, ma tu sei aperto per il centro estivo e accogli i bambini dalle 8 del mattino alle 4 e mezza, cioè è molto, molto variabile, quindi direi la parola chiave per noi operatori di questo settore è flessibilità. Flessibile, sì, sì. Poi ovviamente ci sono dei ruoli, per esempio il mio nello yacht, che ho gli orari di apertura al pubblico, quindi lì sono orari fissi, ecco. Quindi dipende tanto dal ruolo, sì. E a livello economico, monetario come state messi? Cioè, a livello di remunerazione campate o non tantissimo? Allora, anche qui dipende. Cioè, il settore culturale è fondamentalmente un settore a cui mancano fondi, okay, è il principale problema. E questo quindi causa, una serie di problematiche che si legano, prima fra tutti la precarietà, la stagionalità anche del contratto, perché, magari ci sono, grandi eventi che durano, non so, da, febbraio a novembre, quindi tu sei ingaggiato per quei mesi, poi sei punto a capo, okay. Un altro problema è che manca un inquadramento specifico per tante figure professionali che lavorano dentro un museo, dentro il settore culturale, vedi per esempio l'educatore museale, e quindi lì, dipende anche dalla tipologia di contratto, cioè sei dipendente, sei in partita IVA, cioè lì cambia molto la remunerazione, ecco. E soprattutto, come dicevo prima, essendo cioè è molto difficile che una persona che lavora in un museo abbia un solo ruolo, cioè per avere un contratto full time, diciamo, devi ricoprire più ruoli, quindi lì dipende anche da quanto sei disposto a frammentare il tuo tempo, okay, quindi e di conseguenza la tua remunerazione, ecco. E quindi ti direi non siamo messi così bene, però galleggiamo, ecco, questo sì. Tutto verte sul dipende. Beh, tutto dipende perché è così tutto variabile, è così tutto variopinto e diverso dal ruolo che hai, dal ruolo anche che ti sei costruito all'interno del museo che cioè è un settore veramente, è tanto flessibile. Quindi, cioè per esempio io dico sempre che, il ruolo che ho ora me lo sono costruito nel tempo, cioè il fatto che io adesso ricopra più posizioni è perché ci sono arrivata col tempo a avere comunque un monte ore settimanali che tanti nel mio settore non hanno, okay, cioè è molto difficile avere un contratto indeterminato e full time in questo settore, è molto, molto difficile.
Io ho tante colleghe che l'unica professione che fanno sono educatrici museali e il problema è che per essere un educatore museale sicuramente devi lavorare in più musei, quindi qual è il problema? Che ti fermenti il tempo, spendi molto per i mezzi di trasporto, per la benzina, perché ho tante colleghe che lavorano in tutto il Veneto, da Treviso, Venezia, Vicenza, quindi anche lì lavori poche ore e devi capire tu se la spesa cioè, ne vale la pena, cioè è comunque un investimento che speri che nel tempo vada appunto verso un contratto più stabile, ecco, questo sicuramente. Hai detto tu il ruolo che hai te lo sei costruito nel Sì, tempo. sì. Funziona così, ci sono i classici altarini che posizionano Tizio, Caio, Sempronio, o tra virgolette una persona che arriva dal nulla a sgomitate e può riuscire a trovarsi un ruolo. Com'è Com'è? la sanità dell'ambiente? Io direi che è un ambiente saturo, cioè a livello lavorativo ci sono tantissime persone, proprio perché essendo un settore poliedrico in cui tu, da background diversi puoi accedere con le tue competenze, che ti sei creato nel tempo, è veramente saturo. Io direi che come tutti i settori bisogna fare un po' di gavetta, ovviamente, e poi, cioè è un settore tanto difficile ma, incredibile perché in base a quello che sei tu ti puoi costruire la tua posizione, cioè per quello dico che me la son costruita, proprio perché sono arrivata a fare qualcosa che mi piace in 2 ambiti diversi dello stesso settore, per quello dico. Poi sì, ovviamente c'è chi magari ha meno esperienza e riesce a accedere a più posizioni anche per passaparola, ma io direi un po' come in tutti i settori, ecco, questo sicuramente. Però se sei capace e trovi soprattutto un'azienda che cioè che riconosce il lavoro che fa, ce la fai, ce la puoi fare, ecco. Non è facile, non è facile, ecco, sicuramente. Secondo te, Mh. per quello che fai tu, per com'è l'arte, la cultura, i musei, è più importante saper fare o saper essere? Cioè, ovvio che un minimo di competenza tu Certo. ce la devi avere, però al di là del super conoscente, super guru, super informato, super appassionato di quel settore là, quanto conta il saperci fare? Essere briosi. Bravissima, quell'aspetto lì. Per me tantissimo, cioè il fatto di almeno parlo per la parte di che è a contatto col pubblico, okay, per me, ma io direi che anche da utente stesso, quando arrivo e trovo una persona che mi accoglie, che è carismatica, che mi coinvolge, che sa comunicare, che capisce cosa voglio sapere, io ovviamente, riesco, cioè torno in più, Volentieri, sì, più certo. volentieri. Quindi, io dico cioè, ritengo che ovviamente la formazione accademica, okay, la laurea che ti dà tutte le basi del caso, tutte le basi in qualsiasi movimento artistico, in qualsiasi periodo cronologico, storico, ovviamente serve ed è fondamentale per partire e poi ovviamente bisogna saper fare, nel senso bisogna anche voler essere migliori, migliorare le parti soft skill di comunicazione, di empatia, però, ovviamente, non tutti siamo portati a fare, cioè per esempio, parliamo anche di diversi target di riferimento. Per esempio io sono più spigliata e brava con le scuole, mentre ho colleghe che con i bambini non vogliono lavorare, ma perché cioè non fa parte del loro essere, quindi lì tendono a prendere visite guidate magari con gruppi di anziani. Quindi io direi che, bisogna essere estroversi in questo lavoro, ecco, sicuramente, sì, sì. Tu dove sei arrivata adesso è un percorso che hai maturato col tempo o lo sapevi da tanto tempo che tu volevi arrivare lì? No, l'ho maturato col tempo, cioè, a partire anche dalla scelta della laurea che ho fatto, io non sapevo cosa volevo fare, non sapevo, cioè c'era così troppa scelta su tutto che ho scelto una laurea che è appunto la laurea in turismo culturale, che mi piaceva perché aveva tantissime materie, quindi volevo avere una base un po' di tutto per avere anche più tempo per. E quindi ho fatto appunto questa laurea, che ho studiato da non lo so, da geografia, economia, diritto, sempre ovviamente, nel settore turistico, arte,
Poi ho capito che volevo assecondare questo mio desiderio di continuare a fare un lavoro cioè, che mi permettesse di seguire il mio lato creativo, cioè di potermi esprimere in qualche modo, e quindi la magistrale l'ho fatta più a indirizzo artistico e quindi lì mi sono follemente innamorata di materie un po' particolari. Per esempio ho fatto corsi, non so, di storia dell'arte giapponese, illustrazione giapponese, performance artistica, e lì appunto arte contemporanea ho deciso appunto di andare più verso quel settore artistico, e soprattutto perché mi sono sempre comunque intrigata di questo settore e dell'arte di per sé, perché per me quello che è il prodotto artistico finale, cioè l'opera d'arte, non mi racconta solo l'opera d'arte di per sé, ma mi racconta di chi l'ha fatta, dell'epoca, della storia, del contesto. Quindi per me attraverso l'arte si può scoprire tutto, si può indagare qualsiasi cosa, ecco. Quindi l'ho scoperto pian pianino, ci sono arrivata maturando, ecco, anche con l'età ovviamente, sì. Se fossi in un paese estero sarebbe più facile, meno facile, dipende come il tuo ruolo, il tuo trovare delle possibilità, il lavoro remunerativo, Certo. cioè come funzionerebbe in un'altra parte? Allora, a me piacerebbe tantissimo lavorare all'estero, okay, è una delle cose che son sicura che farò. Il problema mio principale è ovviamente che io lavoro principalmente con patrimonio culturale italiano, okay, quindi un lavoro nel settore il lavoro nel settore culturale è fortemente legato e ancorato al patrimonio della zona in cui è. Di conseguenza, quindi direi che la prima barriera è quella di uno studio, di ripartire non da capo, però comunque di ripartire da uno studio. La seconda barriera è la barriera linguistica, okay? Nel momento in cui io lavoro col pubblico, lavoro coi bambini, se cambio stato io devo sapere la lingua, okay? Quindi questa è una delle cose che mi ferma. Anche, rispetto a quella che è il settore della guida turistica, okay, se tu vuoi lavorare nel settore turistico, per esempio per essere guida, okay, intendo proprio le guide che in centro città parlano, a me piacerebbe tanto. Il problema è ottenere il patentino abilitante, okay, quindi è difficilissimo ottenerlo qui in Italia, perché devi fare application ad un bando, e all'estero la prima barriera è sempre quella linguistica, cioè tu non puoi ottenere un patentino di guida estera se non sai la lingua dello Stato, cioè è ovvio, sì. E quindi tanti musei, tante realtà culturali, tendono a non assumere, almeno da quello che ho potuto vedere io quando ho vissuto all'estero, è appunto non sapere la lingua e quindi non venire assunti, ecco. Richiedono delle certificazioni o ti fanno proprio delle prove colloquiali sul campo? Come funzionano Intendi all'estero o in generale? all'estero, tipo per valutare la tua lingua? Sì, cioè dipende dal museo stesso. Io direi che magari tanti curriculum vengono scartati a prescindere, perché non c'è un livello C2 nella lingua, cioè dico, c'è proprio di base. Ecco, io personalmente non ho mai fatto colloqui all'estero, se non per stage. Ho fatto uno stage nel settore culturale all'estero in Belgio e lì non mi veniva chiesto l'olandese, okay, mi veniva chiesto solo il francese e l'inglese, che sapevo, quindi non ho avuto problemi. Ovviamente devi fare il colloquio in lingua per testimoniare che la sai, però sì, ecco, questo. Un aspetto che ti piace tanto del tuo lavoro e un aspetto che non vai proprio così a genio? Allora, penso si sia capito, ma la parte che mi piace di più è interagire con le persone. Per me è bellissimo, ogni giorno non so chi arriverà, con chi avrò a che fare, e quindi direi quella la parte principale, e soprattutto mi piace tanto il dinamismo che ho. Cioè non c'è mai un giorno uguale, ma perché per la mia persona si adatta a questa tipologia di lavoro, a un altro può dire: "No, non ce la faccio", ecco. Ehm e poi mi piace anche il fatto che lavorando in molti musei che hanno mostre temporanee, posso ristudiare cose nuove, ogni tot mesi, quindi mi piace riprendere in mano il libro e fare ricerca bibliografica, cioè mi piace poter ristudiare e scoprire sempre tante cose nuove sul patrimonio con cui lavoro. La parte negativa ti direi la stagionalità, cioè ci sono periodi di, massimo flusso dove non hai nemmeno tempo per girarti, e ci son periodi ovviamente più morti in cui c'è meno lavoro e di conseguenza meno dinamismo. Ecco, questo direi. Questa cosa qua, ci sono delle strategie che si possono cercare di, ehm,
limitare, magari nel momento di bassa stagionalità si pensano a dei corsi, dei progetti formativi, si investe di più Certo. nel territorio locale, come Mm. ci state lavorando o è difficile? Allora, cioè direi che è proprio cioè non direi che è un problema del settore, direi che è così, punto. Cioè nel senso, è normale che per esempio nel settore turistico ci sono meno turisti a novembre, cioè è un dato di fatto che si mette in conto e quindi piuttosto sì, almeno io personalmente utilizzo i periodi di bassa stagionalità per prendermi avanti per lavoro o per fare la parte di progettazione del lavoro per i prossimi mesi, implementazione online, social, comunicazione, ecco, quindi direi che una strategia può essere quella di rafforzare il back office per poi arrivare preparati in front office quando c'è il massimo di affluenza. Ecco. Tra tutti i tuoi musei, tra tutto quello che fai, c'è un'opera, un qualcosa, una particolarità che ti soggetta magari interesse, che ti piace, che ti diverte spiegarla, insomma. Allora, sì, allora non c'è niente in particolare, direi, ci stavo anche riflettendo tra me e me, e direi che le cose che mi piacciono di più sono le cose il patrimonio più inusuale. Cioè, nel momento in cui io, per esempio, studio per tante mostre temporanee, mi capita di dover affrontare delle tematiche che non avevo mai toccato. Per esempio, una volta ho studiato e ho fatto delle visite guidate dei laboratori su una mostra che aveva dei manifesti, cinematografici pubblicitari, intendo proprio i manifesti quelli che si al cinema, okay, di Cuba, okay, e quindi raccontavano come il mezzo pubblicitario, l'affiche pubblicitaria veniva utilizzata per propaganda politica, nella rivoluzione del '59. Quindi vedevi anche, cioè l'utilizzo proprio dell'opera d'arte e soprattutto il fatto che un'affiche pubblicitaria sia diventata un'opera d'arte, okay. È paradossale perché nella mente, in generale delle persone, museo uguale quadro, statua, ma il patrimonio con cui lavoriamo è immenso. O per esempio, una cosa molto particolare, lavoro in un museo che è una villa in cui all'interno c'è una collezione di carillon dal 700 al 900, cioè è incredibile perché devo studiare come funziona il movimento del carillon, oppure per esempio ci sono dei carillon molto particolari, per esempio c'è una bambola che cammina, che è un carillon, quindi lì mi sono affezionata proprio perché sono cose talmente inusuali, che raccontano i personaggi così inusuali che ci perderei ore a studiarle, ecco, sì. Quindi direi le cose più inusuali sono quelle che mi intrigano di più, ecco. Se ci fosse qualcuno che vorrebbe avvicinarsi al mondo dell'arte, della cultura, sia come magari persona che vuole conoscere qualcosa di più di una determinata, un determinato museo, una determinata arte, una determinata cultura, che cosa potrebbe fare? Da dove dovrebbe partire? Intendi proprio lavorandoci? No, più dal punto di vista turistico. Lavoro magari ci arriviamo dopo. Okay. Beh, uscire di casa e entrare nei posti più randomici possibili, cioè non per forza io direi, non per forza visitare solo i principali musei, cioè per esempio nel momento in cui arrivi in una città tendi sempre a aprire Google, cercare musei da vedere o cosa vedere e ti arrivano i main. Io direi proprio di approfittare delle, realtà locali più piccole, proprio per andare ancora più in fondo a quello che è il patrimonio, ecco. Quindi sì, direi anche di perdersi, proprio di quando arrivi in una città, di girare, camminare, entrare, chiedere, proprio di entrare in contatto con le realtà minori, mi verrebbe da dire, ecco, sicuramente. E poi secondo me è fondamentale di, farsi raccontare il patrimonio, cioè, cercare di partecipare più alla parte delle visite guidate, okay, quindi proprio di farsi raccontare e poi magari di ritornare con più consapevolezza, perché secondo me riesci a creare proprio una connessione con le opere, col patrimonio se raccontatela a qualcuno, ecco. E lato invece persona che vorrebbe fare quello che fai tu, Allora beh, direi della serie, non fate tutto quello che ho fatto io che non ce l'ho azzeccata una. sì, esatto. No dai, pian pianino ci siamo arrivati. Allora, direi di base una base teorica su tutto, okay, quindi formazione accademica serve, per avere cognizione di quello che abbiamo, okay, del patrimonio che abbiamo e soprattutto anche con chi abbiamo a che fare, okay. E poi io direi
cercare di fare più esperienze, di fare più esperienze possibili a contatto con le realtà, okay, che ti permettono di sviluppare soft skill tipo comunicazione empatica con l'utenza, oppure anche la parte del digitale, quindi cercare di formarsi non solo a livello accademico, ma con una serie di soft skill, complementari che vanno a formarti a 360 gradi e anche di aggiornarsi su cos'è il museo e cos'è il settore culturale ora, okay, è in continua evoluzione, abbiamo parlato prima di digitale, quindi sapere cosa stan facendo adesso i musei, che ruolo ha adesso il museo, quindi cercare di, viversi il più possibile il settore da utente per poi arrivare preparato quando si diventa appunto parte integrante della macchina museale, ecco. E anche di continuerei a dire di scoprire, visitare e parlare, confrontarsi, questo sicuramente. Grazie mille Alessia. Grazie.